Buongiorno e ben svegliati a 7 in punto. Do il buongiorno questa mattina a Laura Besio, consigliere regionale, ma consigliere delegato per Venezia, una sorta di assessore regionale per Venezia? Bene, intanto buongiorno a tutti, buona mattinata, grazie Antonella. Dunque, io direi che sicuramente è una figura importante, nuova sul panorama. La figura del consigliere delegato nasce proprio con questa 12ª legislatura, grazie a un'idea di Stefani, che in realtà è avvallata ovviamente dallo statuto della nostra regione, ma in realtà non era mai emersa in maniera prepotente come è emersa in questa legislatura. Abbiamo ben 3 consiglieri delegati e per quel che mi riguarda la delega è su Venezia, quindi da veneziana non posso che essere felicissima. Quindi continua in qualche modo a fare l'assessore di un territorio che è il suo territorio, solo che in una realtà lei prima era in comune a Venezia, ora è in regione. Come è cambiato il lavoro, se è cambiato? Allora, intanto per non inimicarsi subito gli assessori attuali regionali, chiariamo che non si tratta ovviamente di un ruolo di assessore, però è vero che la perimetrazione mi porta effettivamente a lavorare, impegnarmi proprio per la città di Senza Venezia. portafoglio, così gli assessori Bravissima, regionali non così si stiamo arrabbiano, tranquilli. che sono tutti invitati tra l'altro a questo tavolo. Bene, li invitiamo sicuramente, anche c'è necessità poi di raccontare tutto il nostro impegno. La delega chiarisce in modo esplicito che l'impegno riguarda l'attività di valorizzazione e come dire, salvaguardia di Venezia, della sua laguna e il rilancio e riqualificazione di Porto Marghera. Quindi parliamo sicuramente di concetti importanti, grandi, una delega dalla straordinaria valenza anche strategica. Io dico sempre che Venezia è sicuramente un patrimonio importante da preservare, da tutelare, però poi è fatta anche di persone che ogni giorno la costruiscono con mano, ogni giorno tirano su serrande, ogni giorno scrivono proprio la storia di un patrimonio identitario importante, quindi ci vuole capacità anche di visione, di saper mettere insieme tante cose, penso alla sicurezza, all'ambiente, allo sviluppo. E poi dall'altro lato c'è Porto Marghera. Porto Marghera rappresenta sicuramente una sfida nel nostro futuro importante dal punto di vista produttivo e del territorio, dobbiamo cercare di rilanciarla in maniera importante dal punto di vista del motore occupazionale, quindi il lavoro, però senza perdere di vista quella che è la sostenibilità ambientale. Quindi sicuramente una delega a tutto tondo. Un pochino faccio quello che già facevo naturalmente perché si tratta di avere un occhio su Venezia, che poi è anche il motivo per cui ho guardato alla regione da ex assessore. Senta, e per quanto riguarda il suo passaggio, no, da Fucsia di Luigi Brugnaro, sindaco attuale di Venezia, a Fratelli d'Italia, come è nato questo passaggio? Qualcuno dice un ticket di Brugnaro per Fratelli d'Italia, come si spiega? Beh, ho sentito una ridda di versioni e di riflessioni particolari, anche molto, diciamo, fantasiose. La verità è che c'era una volontà proprio personale di crescere. Io credo che quando ti affacci al mondo dell'amministrazione e ti rendi conto che ci sono dei limiti, perché chiaramente l'ente locale è un ente dove tu governi come amministratore e quei limiti li puoi superare cercando di fare meglio per la tua città, approdando in un altro ente che invece è un ente dove tu sei un legislatore, questa è la vera differenza poi tra comune e regione, dove tu fai le leggi, allora credo insomma che questo passaggio possa essere letto in questa maniera, cioè c'era voglia di crescere, di fare ancora meglio, ancora di più per la mia città e la regione insomma era la destinazione che poteva come dire accogliermi. Chiaramente io ho cercato la casa a me più vicina, anche per quel che riguarda l'orientamento, la mia visione, che poi non ho nemmeno mai nascosto in tante anche ospitate da te, altrove in generale, anche sui social, penso alle uscite anche pubbliche, televisive sul ruolo della famiglia, come tu sai ho sempre difeso, penso a tutta una serie di battaglie che ho portato avanti da assessore contro le ideologie gender nelle scuole, contro l'ideologia in generale, insomma io credo che semplicemente fosse un approdo naturale e che è stato anche salutato con favore, devo dire, dal sindaco Luigi Brugnaro, in generale anche dall'amministrazione, perché rappresenta un tassello in più per fare meglio per Venezia, un ponte, no? Perché a Venezia ci sono i È la ponti città che dei ponti collegano. poi, no? Anche come Ecco. ponte di pace. E per quanto concerne invece, parliamo di Fratelli d'Italia, è notizia recentissima che insomma c'è un nuovo coordinatore, Luca De Carlo dopo 6 anni ha lasciato e adesso è stato incaricato Raffaele Speranzona che è
una delle anime un po' di Venezia, tutti lo ricordiamo, almeno quelli che hanno qualche anno sulle spalle, lo ricordiamo a fare opposizione in consiglio comunale. Che cosa rappresenta questo incarico di coordinatore regionale in Fratelli d'Italia, sempre in un'ottica di Venezia? Venezia che attraverso la decisione del presidente Stefani appunto di creare un consigliere delegato per Venezia vuol dire anche avere un occhio di maggiore attenzione forse per la città, per il capoluogo di regione. Sì, hai detto benissimo. Io credo che questa delega nello specifico sia, come dire, un passo politico importante, un cambio di passo proprio. In modo esplicito la regione oggi dice che Venezia ha una sua specificità, una sua unicità e che va rivendicata con tutte le sfide che affronta ogni giorno. Quindi ecco, io lo reputo in questo senso importantissimo. Penso che pari pari sia anche l'avanzamento in questo senso dell'onorevole Speranzon, dare forza a Venezia, sicuramente il suo nuovo ruolo, ovviamente io gli auguro tutto il meglio, farà senz'altro un ottimo lavoro come ha saputo fare anche il senatore De Carlo naturalmente, poi casomai entriamo anche nei dettagli del perché, per come, perché anche qui ovviamente si ricamano mille versioni. Ecco, allora diciamolo subito, che cosa c'è dietro a queste dimissioni, si possono definire così? Sì, allora io non troverei una dietrologia particolare come qualcuno vuole ricamare, diciamo, per magari cercare un capro espiatorio di qualcosa. Non è il risultato elettorale esatto. recente? Io credo che il risultato elettorale debba essere letto alla luce di tanti fattori, perché ovviamente se noi lo leggiamo limitatamente al numero, uno potrebbe dire che ci sia stato sostanzialmente uno stallo, perché ci si aspettava una crescita molto maggiore di Fratelli d'Italia. In realtà c'è un dato potente e prepotente che è stato quello di Luca Zaia, che evidentemente nemmeno i maggiori e i più bravi, diciamo, esperti del sistema e sondaggisti sono riusciti a intercettare prima. Però perché non era abbastanza prevedibile. Prevedibile sì, non in quello spessore. E non in quello spessore che ovviamente ha destabilizzato un pochino tutte le previsioni. Quindi in realtà se poi si va a leggere il dato di Fratelli d'Italia alle regionali rispetto ai 5 anni precedenti è raddoppiato, è più che raddoppiato, quindi credo che già questo tipo di lettura sia una lettura un po' più oggettiva. Quindi, diciamo, fine di un'era e inizio di un altro. Leggevo anche proprio nei giornali delle tesi anche che insomma all'interno di Fratelli d'Italia ci sono, come in tutti i partiti, delle correnti, delle parrocchie, chiamiamole così, e che non tanto con Speranzon, che è una specie di garante super partes delle varie anime di Fratelli d'Italia Veneto, ma il vice coordinatore in qualche modo sarebbe espressione di una parrocchia di Fratelli d'Italia che fa capo al ministro Urso e all'europarlamentare Donazza, che insomma di risultati a livello proprio di numeri ne hanno portati. Questo corrisponde più o meno in questa lettura? Ma sì, ci sono, è vero, diverse, diciamo, anime anche all'interno di Fratelli d'Italia, così come accade in Lega, in Forza Italia, accade C'è una successione, un'alternativa delle varie anime al coordinamento? Sì, allora questo è possibile senz'altro, però io credo che anche un certo rinnovamento possa essere letto sotto il segno del favore, ecco. Dopodiché ancora di più, visto che si tratta di una persona veneziana, quindi questo rafforza anche la mia delega e mi fa piacere perché ci avviciniamo alle amministrative nel nostro comune. E quindi anticipa le domande, però. E quindi è tutto. Ma questo candidato del centrodestra, dato che il centrosinistra l'ha ufficializzato, mi sembra da una quindicina di giorni, adesso più o meno non ricordo, cioè l'uscita di campagna, l'avvio ufficiale di campagna elettorale. E il centrodestra farà come nel caso del presidente di regione, il candidato al photo finish? All'ultimo. Sì, in effetti siamo a un fermo immagine, effettivamente, non fortunato, lo dico in generale, perché non è mai bello in ogni caso quando si attende troppo. Sì, dà un senso di indecisione, no? Magari che guarda forse indecisione che non deve L'avete passare scelto? come messaggio. Siete tutti d'accordo? Allora, sicuramente stiamo attendendo che sciolga le riserve il presidente Zaia ed è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché c'è evidentemente il nominativo dell'assessore Venturini, che sai bene essere stato mio collega fino all'altro giorno, quindi insomma gode anche di tutta la mia stima evidentemente, e che potenzialmente potrebbe rappresentare l'elemento convergente, cioè su cui tutte le in aree... quanto civico, quindi potrebbe andare in qualche modo a soddisfare anche
la visione di un elettorato non proprio di centrodestra? Questo senz'altro, perché le figure civiche oggi vanno a raccogliere proprio anche tutto quell'elettorato che magari non ha un'appartenenza politica, non si schiera apertamente o semplicemente si ritrova in quella persona. Tra l'altro Venturini è sul campo proprio dell'amministrazione anche in maniera molto pratica e pragmatica tutti i giorni, ormai da oltre 10 anni, avendone passate di ogni, perché io ricordo che abbiamo passato il Covid, l'acqua granda, l'innalzamento dei costi delle materie, ci siamo La scontrati con gestione del ogni Mose. tipologia, la gestione del Mose non da ultimo, che solo quest'ultima amministrazione locale con grande caparbietà è riuscita a riabilitare, perché fino a qualche anno fa, non più tardi di 5 anni fa, in realtà il Mose era completamente assopito e assopito nella narrazione che ne si dava ovviamente di opera non, come dire, strategica, come in realtà noi pensiamo che sia. È un'opera straordinaria. Lei mi ha dato un altro assist perché da pochissimi giorni c'è il decreto per cui l'Agenzia per Venezia è diventata operativa e uno dei temi, degli argomenti, una delle competenze è proprio la gestione del Mose, che tra l'altro in questo periodo noi non ce ne accorgiamo, ma l'acqua alta sta imperversando e questo comporta l'innalzamento quasi quotidiano Sì. del Mose con dei costi che sono sostenibili. E qui ritorniamo, no? A cosa serve a Venezia, a cosa chiedere per Venezia, perché si parla di un rifinanziamento che non sarà possibile della legge speciale, dove c'è anche un'opinione trasversale dei veneziani, di tutte le aree politiche, di questa necessità. Quindi, proprio visto che questa delega non proprio facilissima, che tipo di programmi, progetti, che piano state facendo? Bene, allora grazie di questa domanda che ovviamente mi espone a tantissime riflessioni, cercherò di ordinarle in maniera anche semplice. Allora, la prima, intanto saluto con favore il fatto che il ministro Salvini abbia firmato finalmente il decreto per l'operatività vera e non più tardi di 4 giorni fa ho incontrato di persona, anche in virtù della mia delega, il presidente Rossetto, che mi ha raccontato appunto che c'è un passaggio di consegne anche di personale dal provveditorato proprio alla sua autorità, che quindi non sarà evidentemente operativa sin da oggi, però, insomma, ma è iniziata la macchina salutiamo. si è messa in moto, non è più così solo formale. Non siamo a uno stallo come eravamo fino a prima. Il Mose è un grandissimo tema, bene che finalmente sia tornato in azione contro una narrazione appunto che lo voleva fermo, con un grande comitato del no a tutto che purtroppo a Venezia spesso respiriamo. È vero che ci sono costi altissimi, perché per ogni alzata di paratoie comunque abbiamo centinaia e migliaia di euro che vengono ovviamente, io non voglio neanche dire, come dire, utilizzare un termine che non rende merito a quest'opera, perché non sono soldi sprecati evidentemente, perché noi stiamo difendendo... Sono tanti a livello di costo. Sono tantissimi, e quindi Venezia proprio per questo avrebbe bisogno è chiaro, di essere tant'è vero. Come Roma? Potrebbe essere un tema, non alla stessa maniera però, troppo, non vorrei semplificare questo tema che è molto delicato. Già dopo la grande, diciamo, acqua alta del 1966, lo Stato ha scelto, appunto attraverso la legge speciale, di dire attenzione, Venezia è una questione di preminente interesse nazionale, cioè Venezia ha dei costi, io faccio sempre l'esempio dello spazzino, no? Dell'operatore ecologico. In tutte le grandi città noi abbiamo i grandi idropulitori, i macchinari, i mezzi. A Venezia abbiamo tanti operatori ecologici che ogni giorno armati di ramazza spazzano nelle calli e in piazza San Marco. Questo già rende l'idea dei costi straordinari che ha una città come Venezia e che non può sostenere da sola, nemmeno con il turismo, che ovviamente deve essere poi equilibrato, ed è un altro grande tema su cui spesso ci siamo incontrate per dibattere, appunto, il contributo d'accesso, no? L'esordio fatto con l'amministrazione a cui apparteneva precedentemente, e quindi vedere l'overtourism. Esatto, sono tutti temi che messi in fila sono le grandi questioni di Venezia. Secondo me a fare il sindaco ci si pensa tanto anche per questo, perché non è sempre rose e fiori, è una città che proprio per i suoi equilibri delicati, io dico spazi e tempi che vanno prima capiti e poi gestiti, ti mette nella condizione di dire attenzione, è un ruolo, anche quello del primo cittadino, di
enorme responsabilità, perché ogni giorno hai a che fare con dei cambiamenti e delle dinamiche che non fanno parte, diciamo, delle realtà ordinarie della terraferma. Penso solamente al motondoso o, per tornare alla questione, anche il Mose. Il Mose ha certo dei costi importantissimi, però bisogna inserirlo all'interno di un quadro di costi e benefici della città. Allora, vogliamo difendere la città e con la città residenza, turismo, commercianti, esercenti, vivibilità, o vogliamo semplicemente dire meglio risparmiare, viviamo così acqua di rose giornata per giornata? Sono i grandi temi che peraltro dividono anche gli orientamenti, un po' come quando parliamo, diciamo, dell'overtourism. C'è chi sceglie di difendere, come dire, di dire la città la blocco all'accesso da parte di chiunque e demonizzo il turismo. C'è chi invece, come l'amministrazione locale attuale, ma anche io stessa, continua a dire il turismo è una risorsa, è chiaro che va gestito, è un fenomeno. Quindi se possiamo scoraggiare, per esempio nelle giornate da bollino rosso, il turismo quello mordi e fuggi, che a cui magari non cambia niente venire oggi o domani, io dico proviamoci. Sono 40 anni almeno che a Venezia si discute di come diciamo, affrontare il problema del turismo. Negli ultimi 5-6 anni, per quanto dibattuto, un piccolo strumento è stato dato, perfettibilissimo come tutte le cose, però a pancia bassa una persona cerca di impegnarsi, ed è questa un po', diciamo, la questione per cui, affrontando le prossime amministrative, io continuo a dire scegliete i rappresentanti in base non ai problemi che pongono, perché i problemi sono sempre gli stessi. Alle soluzioni che preferite. Esatto. Lei prima faceva un riferimento, no, parlando di questa sua nuova veste di consigliere regionale, quindi di far parte dell'assemblea legislativa. Chi decide fa le leggi su proposta ovviamente dei consiglieri. Sì. Lei, che appunto entra in un ambito legislativo più che esecutivo ora, che proposte ha nel cassetto, se ce le può anticipare, per Venezia ma anche per la Regione Veneto? Allora, spoilerò qualcosa che insomma annuncerò fra pochi giorni, così la do in dote a questa trasmissione subito, molto gentile. Visto che ci occupiamo di Venezia. A Venezia c'è un tema all'ordine del giorno purtroppo sempre più frequentemente, che è quello delle aggressioni ai nostri marinai, a CTV o comunque a tutte le persone che fanno parte del servizio del TPL, trasporto pubblico locale. Ecco, sto pensando, e con gli uffici del legislativo stiamo già dando, diciamo, dei risultati concreti assieme anche alle categorie, ad alcune organizzazioni sindacali, a marinai stessi ovviamente, a un provvedimento che sia simile a quello che in pieno Covid si è adottato per gli operatori sanitari, cioè un'attenzione particolare che faccia sì che si sia scoraggiati, non fosse solo il fatto che non va bene evidentemente aggredire, però bisogna fare delle leggi, delle sanzioni, benissimo, perché altrimenti le regole, ahimè, sarebbe una società idilliaca, esatto, quella dove tutti rispettano le regole, ma l'animo umano non è fatto per essere sempre, diciamo, cristallino e rispettoso. Quindi questo per esempio è un tema. Poi c'è il tema delle scuole, che peraltro conosco molto da vicino, essendo stata assessore alle scuole, avendo salvato in questi anni, grazie all'aiuto dell'ufficio scolastico regionale, con cui quindi già ero in buoni rapporti, tante prime elementari che non sarebbero partite. Ricordo che se non mi parte una prima elementare in un'isola come Lido, Pellestrina, Sant'Erasmo, non è come se non parte, dico senza voler sminuire, a Chirignago, a Mestre. Perché lì il problema è delle distanze. Certo non posso mettere in vaporetto, quindi i nostri mezzi con cui ci spostiamo a Venezia, lo dico per chi magari è all'ascolto e non è pratico di Venezia, una bimba di 6 anni per attraversare la laguna e andare nell'altra scuola elementare dell'altra isola. Quindi ci sono dei temi che da veneziana ho, diciamo, la capacità di raccontare meglio rispetto a chi Venezia non l'ha mai vissuta, che poi è stato un po' il leitmotiv della mia campagna elettorale all'epoca, una veneziana in regione, perché mancava da troppi anni una voce di un veneziano. Eravamo orfani di voci di veneziani in consiglio regionale. Adesso sono lì e cercherò di fare bene per la mia città. Lei ha sottolineato, facendo questo riferimento delle scuole nelle isole, se non sbaglio anche nel suo programma elettorale c'era una sottolineatura chiara e netta, proprio l'attenzione alle isole, perché la mancanza magari di una prima elementare
potrebbe favorire lo spopolamento anche di queste isole. Poi il Lido è l'isola più grande, ma ce ne sono alcune di più piccole dove c'è vita e dove probabilmente la vita potrebbe anche trovare uno sviluppo economico sulla base, senza, nel rispetto dell'ecosistema, nel rispetto ambientale, ma insomma ci sono delle realtà che non è detto che debbano semplicemente essere acquisite dalle grandi holding ricettive e Vero. trasformate in grandi alberghi esclusivi, ma Verissimo. potrebbero ospitare attività sì, di vita, anche Verissimo, verissimo. economiche, artigianali, commerciali. Assolutamente, questo mi dà modo di riflettere su una chiacchierata che ho avuto da poco anche con degli agricoltori che mi, come dire, attenzionavano quella particolarità per cui, per esempio, alcune realtà che hanno delle, diciamo, condizioni di ruralità a Venezia non sono però sufficientemente valorizzate anche in termini di bandi per l'agricoltura perché sono assimilate al centro storico che quindi è turistico, come se Venezia non avesse oltre al turismo anche delle bellezze straordinarie, penso al Carciofo, a Sant'Erasmo. Ma basta anche la Giudecca, c'è Esatto. l'orto dei frati del Redentore, che è una realtà, insomma, probabilmente chi conosce la città, perché Venezia non ci sono i palazzi, ma bisogna oltrepassare i cancelli, oltrepassare i portoni, ci sono dei giardini meravigliosi, perché ci sono poi degli angoli reconditi con delle realtà particolarissime che appunto magari non emergono in maniera prepotente come altri temi, no? Si dice sempre che Venezia sia monoturistica, no? Ci sia solo il turismo, in realtà ci sono tante sfaccettature che vanno valorizzate e questo era oggetto di una chiacchierata con gli agricoltori, ma anche per esempio con l'assessore Bond che oltre al tema dell'agricoltura per esempio ha il tema della pesca. Che è un tema molto delicato in questo momento, perché insomma la pesca in acque torbide, per usare una metafora. Esatto, per usare una metafora proprio coerente, nel senso che stanno vivendo i pescatori e tutti gli operatori del settore della pesca, poi non solo di Pellestrina ma anche di Chioggia, una difficoltà veramente importante. Ieri l'assessore Bond ha convocato un tavolo proprio operativo dove al di là insomma del racconto delle testimonianze, peraltro anche con temi insomma con punte relativamente toccanti, abbiamo cercato di addivenire comunque a qualche tipo di strada percorribile per dare un po' di respiro nell'immediato a queste famiglie che da 14 anche più mesi sono praticamente senza lavoro perché non ci sono vongole, lupini, non c'è più nulla. E dall'altro però cercare anche di capire come mai... Una conversione? Esatto, cioè delle strade percorribili anche per valorizzare nuove attività, nuove strade. Ma è tutta colpa del granchio blu o di un ecosistema marino che è cambiato? Secondo me è più la seconda, è proprio un cambiamento climatico a cui noi ancora non siamo preparati, nonostante ci riempiamo spesso, no? In grandi dibattiti la bocca di questo cambiamento climatico, ma in realtà siamo ancora molto impreparati. Tant'è vero che gli stessi pescatori ci raccontavano ieri sera che 18 mesi fa pensavano che la moria fosse un po' più importante di alcune che già erano accadute in passato. In realtà poi si è protratta fino a non avere seguito, nel senso a non avere luce. E quindi se non c'è ripartenza? E quindi se non c'è ripartenza è un problema serissimo, che non interessa solo Pellestrina, interessa tutto il settore, tutto il mondo della pesca ed è un problema che deve essere assolutamente attenzionato anche dal Ministero. Quindi in questo senso la Regione, già a partire dal tavolo che c'è stato ieri, farà diciamo da canale importante per far scaturire comunque anche un'analisi di quello che può essere accaduto, perché su certe tematiche noi pensiamo che siano semplicemente problemi territoriali, poi diventano anche problemi sociali. E non indifferenti, perché Pellestrina o Chioggia vivono il 99% della pesca. Pescatori ci raccontavano peraltro che anche una stessa imbarcazione, adesso magari impreziosisco un po' il racconto perché non siamo tutti pescatori, è bello insomma anche farci raccontare, ferma in un peschereccio, comunque ti costa circa 1.000 euro al mese. Anche il fatto che magari ci sono dei mutui da pagare perché una barca ha un suo prezzo. Il noleggio dello spazio, la batteria che se tu non metti in moto la barca devi cambiare ogni 2-4, quindi comunque senza contare lo stipendio che non ti entra in ogni caso perché non pescando
e che è l'attività primaria, evidentemente sono in piena disgrazia. Quindi è un tema che state portando all'attenzione del Ministro. Siamo vigili, siamo proattivi, abbiamo preso a base per il nostro lavoro un progetto che loro che loro stessi ci hanno portato, e da lì faremo scaturire comunque, diciamo, delle ulteriori interlocuzioni, rimanendo aperti a eventuali integrazioni, insomma. E serve una riconversione del settore, secondo lei? Allora, c'è sicuramente necessità di una rigenerazione anche nell'età, nel senso che i pescatori non hanno qualcuno a cui lasciare in eredità. E poi c'è un focus su cui, diciamo, abbiamo acceso i riflettori ieri, che è quello dei ritiri, della rottamazione. Quindi questo potrebbe essere una strada passaggio che soprattutto l'Unione Europea spesso incoraggia. e favorisce. Sì. Non abbiamo più tempo a disposizione, io la ringrazio perché insomma tanti temi, tanto il lavoro a cui deve dedicarsi, la attendiamo quindi per eventuali aggiornamenti. Ringrazio Laura Besio, consigliere regionale del Veneto, consigliere delegato per Venezia. Grazie per averci seguito anche questa mattina, torniamo domani, altri argomenti, altri ospiti, arrivederci. Grazie. Grazie Antonella.